Significato di questa giornata che è fondamentale internazionalizzare le nostre imprese. Le nostre imprese per rimanere in campo devono crescere. Se non crescono muoiono e se muoiono licenziano, aumenta la disoccupazione e i nostri ragazzi devono andare all'estero. Possiamo dire che facciamo parte più o meno della stessa regione, che si chiama Alpe Adria, non solo Alpe Adria, ma comunque sono due regioni che hanno lontanissime radici storiche, che dunque da una parte abbiamo il Veneto, che è una terra anche estremamente sviluppata industrialmente, d'altra parte anche con una Croazia che è ricca di risorse naturali che cominciamo a sfruttare un po' meglio. Ecco, in questo processo di sfruttamento di queste risorse naturali sicuramente un po' da tutore, un po' da partner, un fratello maggiore ci può essere molto bene Veneto, e questo si sta dimostrando, e si sta dimostrando anche con delle esperienze di collaborazioni, joint venture italo-croate che stanno portando avanti dei progetti interessanti. La Croazia tra l'altro è vicina, c'è un legame storico, c'è quindi una rete che può portare in tempi brevi come strutture, come esportazioni, e di conseguenza vediamo quali opportunità si possono dare ai nostri imprenditori. Questo è un luogo di scambio, la Fiera di Santa Lucia, è stato per secoli il passaggio tra l'est dell'Europa e l'Italia, e quindi da qui noi vogliamo ripartire cercando di fare un ponte che vada questa volta iniziando dalla Croazia, ma non escludendo altri obiettivi, per permettere alle nostre aziende di avere delle opportunità ulteriori in questo momento di difficoltà per sviluppare il proprio bagaglio industriale, commerciale, agricolo soprattutto, perché questo è l'elemento di cui possiamo partire principalmente. La Croazia ha 5 anni ancora di contributi di fondi europei particolari, è un paese molto grande con pochi abitanti, ha la necessità di dotarsi di infrastrutture e di modernizzare il settore agricolo, ha degli spazi per il turismo importanti su cui vuole investire per rinnovare. Credo che noi abbiamo tantissime industrie, attività e opportunità nei nostri territori che potrebbero trovare lì delle possibilità di sbocco di mercato, quindi di lavoro, con delle partnership locali, e questo è l'elemento che vogliamo porci, dare delle opportunità ulteriori. Poi noi non dobbiamo svilupparle direttamente, devono saperlo cogliere le nostre aziende, ma bisogna portarli sul binario, sulla strada giusta, e avere i contatti opportuni.